Stefano Del Santo, prima io e Giorgio Casarotti in commento abbiamo detto c'è stato un Montecchio prima dell'arrivo di Stefano Del Santo e Andrea Català e adesso c'è un Montecchio dopo l'arrivo di Stefano Del Santo e Andrea Català. Confermi questa cosa perché insomma 6 partite, 3 punti prima e adesso insomma state viaggiando ad una media promozione. Sì, beh, allora diciamo che io e Adri abbiamo portato sicuramente un po' di esperienza, abbiamo giocato tanti anni in A1, però devo dire che abbiamo trovato un gruppo bello pronto che è stato anche disposto ad accoglierci, perché se non ci accoglievano così come hanno fatto magari si creavano delle difficoltà, invece è stata una bella cosa entrare in questo gruppo di ragazzi e il lavoro viene bene e i risultati al momento ci stanno pagando. Sta diventando più una costante di una singolarità il fatto che Montecchio faccia suo il derby quest'anno con il Tiene, insomma, ritieni che sia veramente cambiato qualcosa anche nella mentalità di Montecchio che gli altri anni invece subiva spesso il gioco degli uomini di Retis? Sì, penso che è stata una partita molto accesa, no? Io all'andata non c'ero, ero fuori per altri motivi, però avevo già visto un'intensità veramente, ci tenevano molto a vincere. Questa sera era uguale, ma non ti nascondo che anche le altre partite la voglia e l'intensità di vincere è sempre la stessa. Poi è chiaro che magari sui derby così qualcosa si accende in più, un po' di astuzie, lì è così. Sì, il derby è sempre una partita a 6, no, punto 1. Ti chiedo, dove potrà arrivare questo Montecchio adesso? Ah, guarda, non lo so, noi giochiamo partita per partita, ogni settimana ci alleniamo pensando alla partita che arriva il sabato. Sinceramente non abbiamo altri obiettivi, almeno io non ne sono a conoscenza, io gioco per vincere con i miei compagni, con il mister, con lo staff e basta. Va bene, ti ringrazio Stefano, Grazie alla a voi. prossima.